Portavoce del sindacato FSP Polizia, buonasera. Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori. Proprio il suo sindacato si è scagliato nelle scorse ore, insomma, contro la ministra dell'Interno Lamorgese a seguito dei fatti di Torino, no? Altri scontri con gli studenti che manifestavano e praticamente il presidente nazionale, se non sbaglio, no? Degli FSP Sì, Polizia. un coordinatore nazionale dei reparti mobili. Ecco. Praticamente ha denunciato il fatto che insomma, i poliziotti sono mandati lì in prima linea, fanno sempre la parte dei cattivi, ma in fin dei conti sono lì a, come dire, a eseguire gli ordini che vengono dall'alto. Ecco. Certo, vede, ne avevo parlato un paio di settimane fa su altri scontri che erano stati fatti proprio con gli studenti, perché anche in questa fase, questa di sabato e lo scorso weekend, c'erano stati scontri di ragazzi studenti ed eravamo stati additati come i picchiatori. Allora, innanzitutto sia in quell'attività di indagine e in questa del 19 sono stati identificati persone dei centri sociali che si erano infiltrati in mezzo agli studenti. Ma non è questo il fatto. Noi abbiamo detto... perché bloccare gli infiltrati dovrebbe essere compito di un corpo specifico della polizia che è la Digos, no? Esatto. Quindi quando la Digos ha portato sul tavolo i nomi di queste persone, abbiamo accertato che si trattavano delle persone di centri sociali, vestiti da studenti, tra virgolette vestiti. Ma il problema non è questo, il problema del collega ha denunciato e ha dato la sfiducia al ministro Lamorgese, il nostro ministro, quando dice gli ordini sono quelli di lasciateli fare, sono dei ragazzi. Non va bene così, perché la polizia non è un bersaglio, è soprattutto il cuscinetto delle cose che non sono capaci a concordare loro. Questa è una politica scandalosa, l'ha detto anche il Presidente della Repubblica, non l'ho detto solo io, non l'ha detto solo il collega, abbiamo solo ripreso delle parole. Quello che dà fastidio è appunto essere additati come i picchiatori. Non è così, perché tutte le manifestazioni che ci sono, lo vediamo anche in città, se vengono fatte e vengono rispettate delle norme, delle regole imposte dalla manifestazione stessa, la polizia non fa altro che assistere agli slogan, sentire gli slogan e basta. Invece non è così, non è mai così, ogni volta ci sono degli scontri, delle persone che vengono lì solo per creare problemi, ma in quel caso noi perché protestiamo? Perché protestiamo perché il nostro ministro ci addita e ci punta il dito, invece di dire che i poliziotti vanno rieducati, doveva dire attenzione, la polizia forse va educata diversamente, ma non rieducata, perché noi siamo lì, l'ha detto lei, per fare rispettare e dare la possibilità democraticamente a chi non la pensa come noi, la pensa diversamente, guardiamo no Vax, no Green Pass, questa gente, però nel momento in cui si dice di qui non potete passare, come è successo a Torino nella Confindustria, si sono trovati un cordone di poliziotti e hanno cominciato a lanciare oggetti, sono arrivati con bastoni, sono arrivati con sassi, non credo sia questo il modo democratico di protestare. Ma tornando a questo, noi invece di essere protetti dal nostro ministro siamo additati e sui tavoli di tribunali ci andiamo noi e le interrogazioni parlamentari, mai per le persone, magari i ragazzi morti durante il lavoro, ecco, va bene, mai interrogazioni parlamentari per ragazzi che mentre stanno facendo uno stage muoiono, ma interrogazioni parlamentari per come si è comportata la polizia durante lo scontro. Questo non va bene e quindi ha fatto bene il collega del coordinatore dei reparti mobili della FSP a denunciare e a dare sfiducia a questo ministro dell'Interno. Bene, grazie Raffaele Padrone. Grazie a voi. L'aspettiamo come di consueto lunedì prossimo. Grazie a voi ancora. Sono tornate a casa nel primo pomeriggio le due figlie di Sara Rizzotto, la 26enne che ha perso la vita insieme alla cugina Jessica Fragasso di 20 anni nell'incidente in A28 lo scorso 31 gennaio.